A Corner ci ritroviamo per commentare stavolta una bella vittoria del Catania, un gol per tempo, 3 punti, i primi della stagione, che siano di buon auspicio anche perché arrivano con una doppietta di quello che è il bomber di questa squadra e speriamo che di questi gol di Carmine ne possa fare tanti, tantissimi. Intanto grazie per essere con noi a Corner, devo ringraziare soprattutto Tommaso Silvestri che ritroviamo in questi studi nuovi, c'era già stato in passato, un ritorno per te, ti diamo di nuovo il benvenuto. Grazie mille, buonasera a tutti. E devo ringraziare ovviamente Alessandro Vaiasindi. Buonasera, ben trovato Tommy. Mi avete preso in contropiede perché sì. era previsto Alessandro accanto a me. Ti prendiamo in contropiede sempre, ben trovato invece. Angelo, grazie. Sei stato assente per qualche giorno e ritrovato Sono così di nuovo qua. in perfetta forma. Abbiamo fatto una messa a punto. Non può che farci piacere. Allora, e devo ringraziare e salutare anche Naomi. Buonasera Naomi. Buonasera Angelo, buonasera allo studio e ai nostri amici a casa. Vabbè, abbiamo tanti contatti social, fra poco vedrete anche il nostro numero WhatsApp, la linea dedicata per i vostri messaggi. Devo dire che prima dobbiamo rivedere, anzi rivediamo insieme il match di ieri in questa clip, dura poco, un minuto e mezzo circa, le cose più interessanti di Catania, Picerno. Un'anima rocchettara perché ha montato ovviamente questa clip con il riassunto della partita di ieri. La prima osservazione, la prima analisi facciamo fare a Tommaso. Per te era praticamente la partita d'esordio, del ritorno al Massimino che hai rivisto completamente rinnovato. Sì, stupendo. Un ritorno felice assolutamente che ho voluto con tutto me stesso e la prestazione di ieri credo da parte di tutta la squadra sia il risultato di una bella prova, una prova dove era fondamentale ripartire col piede giusto e cancellare la prima giornata per quanto riguarda il risultato e credo ci siamo riusciti in maniera egregia. Posso farti una piccola scheda di Tommaso Silvestri, ma sotto un profilo personale. Ma lo conosciamo però, Tommaso. Sotto un profilo personale. Molte volte si parla di uomini nel calcio, di persone che nutrono sentimenti veri, che indossano una maglia e a volte la indossano non solo per il piacere di indossarla, ma perché sentono un trasporto per quel tipo di colore che ha indossato in una parte della propria carriera. Beh, Tommaso Silvestri è uno di quelli, cioè uno di quelli che è tornato a Catania nonostante avesse ancora di fronte una brillante carriera, una squadra in ascesa in promozione in Serie B. Squadra ricca. Assolutamente ricca. E il fatto che Tommaso Silvestri sia tornato, ed è tornato perché a chiamarlo è stato il Catania, è uno di quegli attestati di stima che questa città non può non riconoscerti. Cioè, è giusto che la gente sappia che Tommaso è rientrato a Catania perché
ci eravamo abbandonati, lasciati male ma non per Silvestri, ci eravamo lasciati male in una situazione drammatica a Catania nel 2021, poi la sua carriera è stata brillante, una promozione, una permanenza, un progetto ancora più ambizioso, ma la chiamata del Catania, io vorrei proprio chiederglielo, perché ne abbiamo parlato prima fuori onda con Alessandro Vagliasindi, perché io ho chiesto, ma com'è andata questa convocazione in extremis? Sì, è stata una cosa lampo, qualche contatto c'era già stato in estate, però io ero abbastanza convinto di rimanere a Modena, perché comunque venivo da un anno dove avevo fatto 30 presenze in Serie B e quasi arrivati a un punto dai playoff per la A, e mi sentivo come qui a Catania è successo in passato, un giocatore importante per la squadra, è un punto di riferimento per lo spogliatoio, per la società. E poi succede che l'ultimo giorno di mercato chiama il Catania a 45 minuti dal gong della chiusura, e lì si apre un mondo, uno scenario completamente nuovo, uno stravolgimento di vita e di carriera che non nascondo, ci speravo perché come hai detto ben prima non ci siamo lasciati male assolutamente con la città, col popolo rossazzurro, assolutamente, però sentivo che mi mancava ancora qualcosa che potevo dare, che posso dare a questo Catania, a questa città, e quindi non è stata così una scelta così complicata, sebbene il cambiamento in quei momenti era radicale. E quindi in 10 minuti ho fatto tutto. Per me rimani uno dei candidati alla fascia da capitano, te lo dico fin da ora, ma anche perché al di là delle parole, no? Tommaso ha un sentimento nei confronti di questa città e lo dimostra non soltanto la sua carriera passata, ma anche la scelta di venire giù di una categoria, scommettersi con una squadra, e la sua presenza dimostra anche le ambizioni di questa società, al di là delle parole, al di là del parlato, al di là delle promesse che in questo momento non possono essere fatte. La sua presenza è quella di un giocatore che con un'ambizione di promozione in Serie A scende di una categoria e va a cercare di tenere per mano una squadra alla quale è legato per portarla in Serie B, e questo è l'augurio che noi ovviamente ti facciamo. Grazie. Posso compendiare quello che dice Angelo, perché vorrei capire da te che analogie riscontri tra Modena, società nuova che riparte con una proprietà importante, il signor Stone Island per dirla tutta, esatto, con Catania che riparte da zero con una proprietà forte. Se hai riscontrato delle analogie, ma non tanto sul campo, ma fuori dal campo, per quello che è oggi il calcio Catania e per quello che vuole trasmettere come messaggio all'esterno. Allora, innanzitutto volevo ringraziare la famiglia Rivetti, la proprietà del Modena, perché sono delle persone serie, oneste, trasparenti, ed è quello che in questo breve periodo che sono ritornato, che ho avuto il piacere di parlare col presidente, con Grella, ho riscontrato in questa società. Queste sono le analogie principali: persone vere, persone che capiscono di calcio, persone che sanno in che piazza si trovano, cosa vuol dire essere qui a Catania, e questo è già un punto di partenza secondo me molto importante. Gente che non fa proclami, che tiene un profilo basso, che non fa appunto il passo più lungo della gamba, il famoso passo più lungo della gamba, e ci sono tutti i presupposti, credo, per far partire un progetto serio, affidabile e importante, e molte volte, anche se non nel breve periodo ma nel lungo, porta quasi sicuramente a frutti importanti. È corretto dire, scusi Angelo, che in una fase in cui state diventando squadra, perché è una squadra nuova, completamente nuova, la capacità di ottimizzare con la tecnica, con le giocate, determinati momenti della partita è il viatico per poi, oltre che diventare squadra, essere massimamente competitivi. Vado sull'esempio specifico di una partita dove c'è stata una buona partenza del Catania, poi 15 minuti di predominio territoriale del Picerno, è giusto riconoscerlo. A un certo punto Castellini recupera palla,
lancia su Di Carmine, viene Di Carmine quasi alla linea di centrocampo, scambia con Chirico e poi va a chiudere a rete. Dal recupero di Castellini alla conclusione vincente di Carmine sono trascorsi 13 secondi. C'è la capacità di una forte squadra di cambiare l'inerzia in un attimo di una partita. Sì, assolutamente, una disamina perfetta. Lì credo si veda anche la fame e la voglia che ha questa squadra di portare a casa il risultato, come ci teneva ieri sera a dare una svolta alla partita, e penso sia la base su cui fondare il nostro percorso. Vorrei aprire una prima finestra con chi ci segue da casa. Vado da Naomi perché ci sono i primi messaggi. Messaggi, io partirei con un po' di calore siculo e catanese. Scrivono: Tommaso, sì, un numero 1, vai Salvo Battaglia. E continua: fai una scelta importante scendendo di categoria, non tutti lo fanno, ripeto, sì, cannocca, traducete voi Silvestri il significato, vai Salvo. Poi scrivono: già abbiamo fatto una traduzione di Fighi d'India, Fighi d'India, abbiamo parlato già prima della trasmissione, poi vi spiegheremo cannocca che significa. Ancora scrivono: bel Catania, però dobbiamo correggere qualcosa in difesa, abbiamo rischiato tanto. Un saluto a tutto lo studio, sempre Forza Catania. Ancora: salve, sono Daniele di Agira, sono un tifoso del Catania abbonato Curva Sud. Volevo fare i complimenti al Catania che ha giocato bene, e soprattutto i complimenti a Chiricò, Di Carmine, giocatori di altra categoria. Adesso c'è una domanda, perché scrivono: buonasera a tutti gli ospiti, un bentornato a Silvestri. Volevo chiedere ad Alessandro: pensi che le gerarchie in attacco dopo ieri siano cambiate? Io mi auguro proprio di sì, perché per me Sarao non è un giocatore da Catania, preferisco 1000 volte Popovic e Dubiskas. Beh, massimo rispetto intanto per Sarao, che è un ragazzo serio, che si impegna, ma è chiaro che il Catania, si è preso Di Carmine, ha fatto delle scelte ben precise al centro dell'attacco. Quindi se Di Carmine sta bene e sta acquisendo una condizione sempre più vicina ai suoi standard, credo che sia il titolare indiscutibile. Ma c'è bisogno di tutti nell'arco di una stagione, quindi ci sarà bisogno anche di Sarao, ci sarà bisogno di Dubiskas, di Popovic, di tutta la rosa che compone il Catania. Tra l'altro, e apro una parentesi, vi posso dare una indiscrezione di mercato, l'abbiamo già in qualche modo lanciata oggi durante anteprima, dopo la risoluzione dei contratti di Marco Palermo, che è andato alla Lamezia in Serie D, il Catania vuole completare la rosa con un altro giocatore. L'idea era quella di prendere un centrocampista mancino al posto di Palermo. In realtà il giocatore che il Catania ha individuato e che starebbe per concludere è Daniele Liotti, che nella sua carriera ha anche giocato a centrocampo a sinistra, soprattutto a Siracusa, dove aveva come direttore sportivo Antonello Laneri. Un giocatore che può fare il terzino sinistro, può fare il difensore centrale di sinistra, perché lui è mancino di piede, e può fare assolutamente il centrocampista di sinistra. Questa scelta andrebbe a completare, a mio avviso, in modo ideale la rosa, perché avendo un Jolly da poter utilizzare in più ruoli, è un Jolly anche di provata esperienza, perché proviene dalla Reggina, da cui si è svincolato dopo il crack della formazione Amaranto, può dare più soluzioni a Tabiani, appunto, di partita in partita. Quindi credo che il Catania stia stringendo su Liotti per tutte queste circostanze che vi ho esposto. Abbiamo un minuto prima della prossima sosta, ne approfitto per sentire la voce di Carmine ieri nel dopopartita, perché ha avuto delle belle parole. Sentiamo. Ma sono felicissimo, perché per me quello, come ho sempre detto, è tutto. Ringrazio i miei compagni perché oggi mi hanno messo in condizione di fare quello che so fare, e i tifosi perché dal primo giorno che sono arrivato mi hanno fatto sentire l'amore che avevo bisogno. Ma sai, per i giochi che dei mister è fondamentale per qualità, perché noi siamo una squadra che pressa alto e nelle ripartenze è fondamentale per qualità, per, diciamo, pulire la palla e per fare le giocate. E quindi poi avere dietro di me Mino, Davide, Michele e Roberto, insomma, è tanta roba, dai. Peccato forse che mancava un po' di gamba, soprattutto a me, tutto in fase non possesso, però ci vorrà un po' di tempo, insomma. Io sono fermo da 3 mesi e quindi un pochino di pazienza dovete portare anche voi, insomma. Cosa sogni per questa stagione? Ma intanto di fare il meglio possibile, perché sono venuto qui con grande voglia, con grande spirito, e poi devo ripagare la gente per l'affetto che mi sta dimostrando. Spirito, Angelo, voglia. Ma prima con Tommaso parlavamo delle capacità, delle potenzialità di Di Carmine, perché lui ci ha giocato contro un sacco di volte, ma soprattutto nell'ultimo anno, nell'ultima stagione. Modena-Perugia. Modena-Perugia, andata e ritorno, è un giocatore completo, un giocatore che avete visto, credo, al 50-60%, come ha detto lui, era 3 mesi che era
era fermo, comunque si stava allenando da solo. Lui, come credo buona parte, se non tutta la squadra, ha grandissimi margini di miglioramento. Allora vediamo, mentre continuiamo a parlare di Carmine, anche la grafica abbiamo dedicato a lui perché Sì, il il top migliore, del match. il migliore. E vediamo un po'. Per noi poi andremo nello specifico di tutti gli altri Certo, calciatori come giudizio delle pagelle. Ecco a te, Naomi. Il bomber di questa partita, Samuel Di Carmine, si aggiudica un bel 8 da parte di Alessandro Vagliasindi. Scrive: in aria gli arrivano in tutto 3 palloni giocabili, li converte nei 2 gol vittoria ed in un colpo di testa fermato dalla traversa. Ha il piglio di chi può raggiungere velocemente la doppia cifra e diventare l'attaccante più forte del campionato. Lo racconta soprattutto il modo in cui imposta e chiude a rete l'azione dell'1-0. Mi pare che sia emblematico quel gol dell'1-0. Ci dobbiamo fermare, ma torniamo subito dopo. Anche per capire da Tommaso cosa ne pensa della domanda del telespettatore su qualche cosa della fase difensiva da aggiustare. Sentiamo intanto i nostri consigli per i vostri acquisti e dopo torniamo. Allora, torniamo di nuovo in studio e riprendiamo le nostre discussioni. Sì, c'era una domanda in sospeso per Tommaso Allora che ha fatto correttamente, il nostro telespettatore, su qualcosa da aggiustare alla fase difensiva. Allora, al di là degli episodi, no? Abbiamo visto un paio di buchi. Nel primo tempo sulla destra c'è stato il cross di Novella che poi è andato a prendere l'incrocio dei pali, ma non è tanto l'incrocio dei pali, ma è proprio il campo libero che si è creato lì. Nel secondo tempo, dall'altro lato, Esposito, nei primi minuti della ripresa, anche lì un difetto di copertura, di interscambi di posizioni. E più in generale, ma questo lo diciamo ovviamente a fini costruttivi, nella pressione in avanti, nel cercare di recuperare palla, abbiamo notato che ancora mancano quei sincronismi, perché i portatori di palla del Picerno magari arrivavano ai 30 metri con una certa facilità. Sì, credo sia, come hai detto te, un insieme di cose. Per quanto riguarda nello specifico le fasce laterali, è stato più che un errore tecnico, un errore di comunicazione. Molte volte, lo sapete meglio di me, il comunicare il posizionamento di un avversario o comunque la scalata è più importante rispetto a trovarsi posizionati bene in una determinata zona del campo. Per quanto riguarda invece il resto, credo che con il modulo e con la tattica che attuiamo noi, che è una pressione alta, continua, se non sei messo bene a partire dagli attaccanti, se non hai il tempo giusto per andare a prendere alti, ti puoi trovare in queste situazioni qui dove si creano dei buchi. Lì dobbiamo essere bravi noi da dietro appunto, come ho detto, a comunicare ai compagni magari di ritardare la pressione o comunque stare leggermente più bassi e andarli a pressare magari in una zona di campo un po' più bassa. Questo penso rientri anche nel normale conoscere i compagni. Come abbiamo detto prima, ci sono molti ragazzi nuovi, siamo molti nuovi, quindi il giocare le partite credo possa solo che aiutare anche la squadra a interagire meglio tra i vari reparti. Diciamo pure, Alessandro, Sì. ieri coppia centrale difensiva, inutile stare a dirlo, Due muri assoluti. Silvestri e Curato sembravano aver giocato milioni di partite insieme, invece Sì, era la prima volta, esatto. Ma c'è ancora molto da lavorare, ci sono grandi margini di miglioramento, credo, in tutti i settori. Diciamo che ieri ha pagato un po' Dazio Castellini il salto di categoria, lì è stato bravo Longo perché gli ha messo Graziani, che è un giocatore veloce, uno che salta l'uomo, e quindi probabilmente una sofferenza tecnica. Sì, ma c'è da dar merito anche, credo, al Picerno, perché comunque è una squadra che negli ultimi anni sta facendo molto bene, ha giocatori importanti che questa categoria, questo girone lo conoscono molto bene. Quindi... E poi tra di loro si conoscevano bene, e già hanno una base che si nota in campo come automatismi, come modo di stare in campo. Tommaso, posso farti una domanda? Sì. Invece, anche nella proiezione futura, ieri abbiamo visto il Picerno che gioca una specie di calcio come quello che intende giocare il Catania,
squadra molto alta, partenze con sempre lanci millimetrici, molto veloci, saltare l'uomo. Ma pensi che il Catania adotterà questo sistema anche in trasferta? Cioè, ieri quello che abbiamo visto a Catania è che il Picerno ha giocato da Picerno e per lunghi tratti va messo anche un po' in difficoltà, perché probabilmente, come diceva Alessandro, insomma, è chiaro, è una squadra sicuramente più rodata nei meccanismi, con giocatori che si conoscono meglio. Ma l'idea che ha Tabbiani è quello di sarà la prima trasferta per tutti, anche per noi, sarà la prima trasferta per il Catania, abbiamo dovuto saltarne una e quindi affrontiamo giovedì un'incognita su cosa vorrà Tabbiani, ma non reputo che a questo punto trovi soluzioni diverse o vi dirà probabilmente di giocare così come state facendo e sarà questo ormai il karma in casa e in trasferta. Io sono dell'idea, e penso anche il mister e tutto l'ambiente, che il Catania debba provare a imporre il proprio gioco sia in casa che fuori. Perciò l'idea del mister, quella che hai detto tu, di iniziare il gioco dal basso, di essere aggressivi, passaggi veloci, cambi di gioco, credo che quello fatto in queste 2 giornate in casa verrà riproposto anche fuori casa, anche perché le caratteristiche dei giocatori che ha il Catania sono proprio queste, quindi sarebbe un po' snaturare le caratteristiche dei vari giocatori e questo penso non possa far bene. A livello di energie è un calcio che ha bisogno probabilmente ancora di un margine prima di essere al 100%, perché sì, è molto, devi correre 95 è molto dispendioso, minuti. l'abbiamo provato su noi stessi ieri nella partita, è un modo di giocare molto dispendioso. C'era anche un gran caldo umido che sicuramente pazzesco. ha pesato, sì, no? Sì, ha pesato molto, però credo che la fortuna di questo Catania sia avere nella totalità degli individui che lo compongono giocatori molto validi, ed è quello che una squadra che deve lottare per il vertice debba avere. Allora io volevo sentire Tabbiani, visto che abbiamo parlato di modo di giocare, come gioca il Catania. Anche perché ha parlato proprio anche sentiamo Tabbiani nel dopo partita. Dopo la partita col Crotone, io ma anche voi avevate detto che era una partita che dava sicurezze, certezze, no? E siamo rimasti equilibrati. Dopo questa bella vittoria dobbiamo rimanere equilibrati dall'altra parte, non andare dietro a pensare che il Picerno ha fatto un'ottima partita, secondo me è un'ottima squadra che metterà in difficoltà tante compagini. Vediamo quanto è difficile questo campionato, senza guardare le altre, però ovviamente si guardano i risultati di tutte. Dobbiamo rimanere equilibrati e mettere in campo l'energia che stanno mettendo i ragazzi. Dopo il 2-0 abbiamo rialzato la testa, come dicevamo prima, abbiamo fatto 2 aggressioni forti, che abbiamo avuto delle occasioni. Ecco, quello si poteva fare anche prima, cercare di trovare sempre qualcosa da migliorare, andare avanti e divertirsi in campo, dai, che è quello che ho la sensazione che facciano i ragazzi. Ma Samuel è un giocatore fondamentale, sa giocare schiena alla porta, sa attaccare alla profondità, prende falli quando li deve prendere, sa dettare i tempi. Manuel Sarao, quando è entrato, che la partita era diversa, ha dato tanto sotto l'aspetto delle aggressioni, ha tenuto 2 o 3 palloni. Io devo far capire ai ragazzi che ho fiducia in tanti giocatori, se no dopo arriviamo un po' corti numericamente, bisogna mantenere intensità. Qui non esisteranno da parte mia bocciati promossi, anzi paradossalmente faccio rigiocare volentieri un ragazzo che magari ha fatto meno bene, perché devono sempre sentirsi fiducia intorno e soprattutto l'autostima alta. Insomma, parole importanti quelle di Tabbiani a proposito molto di chi, lucido, molto lucido, soprattutto dice, quando c'è un ragazzo in difficoltà, per me è importante che possa rientrare, fare parte. Ma è giusto coinvolgere tutti, Angelo, gruppo, no? Anche in funzione del Tour de Force che attende il Catania, lo possiamo vedere anche magari con il conforto della grafica, con il calendario delle prossime partite. Che saranno indifferente, altro perché che la gente adesso dovrà abituarsi a vederci più spesso a casa. E quindi soprattutto nei prossimi giorni. Esatto, nei prossimi giorni. E quindi ora giovedì, ieri in campo, giovedì di nuovo in campo, lunedì sera terza partita in pochi giorni. Tutto questo significa che anche noi saremo in campo. Assolutamente sì. Saremo giovedì in campo, torneremo venerdì. Montiamo le tende qua. Poi torniamo lunedì e poi torniamo martedì. Esatto, montiamo le tende. Il senso di quello che voleva dire il mister è: ho bisogno di tutti, l'identità è quella che prima ovviamente sottolineava Tommaso, ma è normale che ci saranno le rotazioni, perché è impensabile che in questa fase della stagione
gli stessi 11 che sono scesi in campo titolari ieri possano fare 3 partite di fila, perché significherebbe esporli a problemi muscolari e quant'altro. Alessandro, Quindi, però, sì, prima che entriamo in un'identità di squadra ci deve essere, prima che entriamo chiaramente, in un equivoco che No, può no, no, nascere ma ci mancherebbe dalla altro. scorsa stagione. La scorsa Assolutamente. stagione, Tommaso, tu so che guardavi il Catania anche se giocavi in B, anche se avevi sempre un occhio legato al Catania. Il Catania l'anno scorso giocava un calcio completamente diverso, mettiamola così, un non calcio, nel senso che ci si affidava ad una panchina che era composta da tanti di quei titolari che a un certo punto, prima o poi, il gol, la vittoria, la tiravi sempre fuori, indipendentemente dal sistema di gioco, indipendentemente dalle tenute difensive. È una squadra di campioni per quella categoria, concentrati e soprattutto costruita per dare a un allenatore la possibilità di fare un salto di categoria. È chiaro che però quest'anno reputo, Alessandro, che una squadra titolare ci sia, ed è una squadra titolare che si sta ovviamente costruendo settimana dopo settimana, la costruiremo nel tempo, alla quale ovviamente andranno affiancati un gruppo di giocatori in grado di poter fare il turnover, giocare le partite di Coppa Italia, fare rifiatare i compagni di squadra, ma è chiaro che un'identità, come parlavi tu, ma un gruppo di titolari, questa squadra ce l'ha ed è assolutamente Assolutamente certo, sì. partendo dall'attacco. Certo, Così rispondiamo. Chirico di Carmine, credo Esatto, che, insomma, rispondiamo quindi al nostro telespettatore di prima. È cambiata la gerarchia in attacco dopo la partita di ieri? Beh, la gerarchia in attacco non è cambiata dopo la partita di ieri, la gerarchia in attacco è chiaramente quella composta da Di Carmine e da Chiricò. Vabbè, ma chiaramente le scelte fatte dalla società sono chiare, no? Poi si arriva, se poi tu si arriva prendi a tutti, Chirico poi è giusto che e lo porti via, scusami, al Crotone e poi vai a prendere Di Carmine, è chiaro che tu vuoi che questi giocatori siano determinanti. Altrimenti non fai è chiaro questa che scelta. poi ti può venire fuori il giocatore nel corso del campionato o il sostituto si dimostra all'altezza del titolare, ma in questa squadra una gerarchia. Poi Tommaso è bravo perché la sua scuola Juventus ci porta a dover ragionare in termini sicuramente più corretti, cioè dire dove tutti siete importanti, dove ogni giocatore è giusto che abbia il suo momento e il suo ruolo, però è chiaro che per quanto mi riguarda una squadra titolare inizia a delinearsi qualcosa da rivedere, ma in ogni poi più caso avanti proveremo Sì. a farvi vedere come scenderà in campo il Catania a Monopoli. Ci sarà qualche variazione per quello che abbiamo potuto appurare, ma il concetto è quello: c'è bisogno di tutti, ma c'è bisogno anche di un nucleo portante, di un no, nucleo Tommaso? Sì, ma fortunatamente non sono io l'allenatore del Catania, quindi saranno problemi dell'allenatore. Hai un quindi peso in meno. ho un Allora, peso in tornerei di meno. nuovo agli amici da casa, che ci chiamano e si scrivono da casa. Allora, intanto partirei con un messaggio che ha un tono un po' solenne, lo voglio leggere così. A nome di tutti i catanesi che come me vivono in Germania, volevo ringraziare Silvestri per aver scelto il Catania. Sei grande, Silvestri, ti ringrazio dalla Germania. Che brava Ancora Vita, scrive. C'è anche brava, prima ma- Germania-Catania più o meno, insomma. Ma adesso, Patanè, con chi bisticcia, capone dalla E Svizzera. questa è Benissimo, questa è una buonasera. cosa che Tommaso ricorda benissimo, io però spero che prima o poi No. mi ricavate, Michele. Molto prima che poi, guarda. Io penso che già in settimana potresti avere questo Esatto, perché momento, diciamo. questa storia che io ancora con Angelo non posso litigare perché ci conosciamo da troppi anni e lui è stato sempre uno talmente tanto buono che me le lascia passare quasi tutte. Invece con Michele c'era un gusto tutto particolare, siccome mi manca, non vedo l'ora che tu me lo ti riporti. organizziamo. Benissimo. Troveremo, bene. Fantastica vittoria ieri, sono contento per Tommaso di questo ritorno a Catania, abbiamo una sicurezza dietro adesso. Non era scontato che un difensore di Serie B scendesse di categoria, però i catanesi e il Catania sono entrati nel suo cuore. Mi dispiace per come ci siamo lasciati, ma adesso si guarda ai grandi obiettivi. Un saluto, un abbraccio, Forza Catania. Ma come ci siamo lasciati? Questo mi chiedo io. Raccontacelo, Tommaso. Ci siamo lasciati in una situazione che la sapete meglio di me, dai, è inutile girarci tanto attorno. Le prospettive... Non c'erano prospettive. Non No, c'erano non c'erano prospettive, c'erano illusioni, no? C'erano davvero poche sicurezze e ho avuto anche la fortuna di ricevere una chiamata importante dal Modena che mi permetteva di avvicinarmi a casa e allo stesso momento di puntare in alto, di puntare a vincere il campionato. Fortunatamente è stata così perché al primo anno a Modena siamo riusciti a
a vincere subito, a Esatto. centrare il salto di categoria e l'anno dopo essere comunque titolare per quasi tutta la stagione in B. Tu sei nato a Dolo, Io sono nato a Dolo, 15.000 persone, grosso modo, Sì, questi sì. saranno. Sì, non di più. Dalle parti della Laguna Veneta, sì, però ecco, è uno che ha fatto le scuole importanti, Tommaso, si vede, scuole calcistiche, scuole... C'è anche i tempi televisivi, perfetti. I tempi televisivi. Allora, io vorrei a questo Fra punto... 20 anni lo voglio come commentatore calcistico. Fra poco torniamo a parlare della partita di ieri, però facciamo il punto su quello che è questo girone, che cosa ci ha offerto fino a questo momento. Andiamo sul 3-2-1. Andiamo sul 3-2-1 e vediamo grosso modo che cosa sta succedendo in questa Con analisi la Turris che vola per ora. che ha fatto per noi il nostro Francesco Triolo. Prima a punteggio pieno, 9 punti in 3 partite, la Turris la rivelazione dell'avvio di campionato, una squadra affidata a Bruno Caneo che fa del 3-4-3 molto offensivo la sua filosofia, Maniero davanti, Giannone in mezzo, una squadra che attacca, segna, ha il migliore attacco con 9 reti, ma subisce anche tanto, 5 le reti a passivo, ma che alla fine vince, lo ha fatto col Benevento e col Crotone, formazioni più accreditate alla vigilia, lo ha fatto anche in un derby intenso come quello contro il Sorrento, insomma tutte partite dove è facile che scivoli il piede. C'è entusiasmo tra i corallini che adesso saranno messi alla prova del Messina nel turno infrasettimanale, un avversario costruito sulla filosofia zemaniana da Modica e che non gioca da 20 giorni. Sarà interessante capire come finirà. Il Catania batte il primo colpo con autorità e non si pensi che la gara contro il Picerno era dall'esito scontato. Quella lucana è una squadra di categoria che sa soffrire e lottare e che nelle prime 2 gare aveva vinto a Francavilla e pareggiato col Taranto e che anche al Massimino ha rischiato di trovare il pareggio. A Tabbiani va riconosciuto il coraggio di aver puntato su una squadra offensiva con Di Carmine, il migliore dei rossazzurri, e Chiricò appena una spanna sotto, che hanno sempre creato apprensione nella difesa ospite. Anche la panchina ha dimostrato di poterci stare e questo può essere un buon segnale alla lunga, soprattutto nel mese di ottobre, quando tra Coppa e recupero occorrerà dosare le forze. La lezione dello scorso anno sembra non essere stata utile all'Avellino. Anche in questo campionato l'avvio è stato deludente per una squadra che era stata inserita tra le prime posizioni della griglia delle favorite. Il dato simbolo è che l'Avellino è l'unica squadra a non aver segnato nessun gol nelle prime 3 giornate. Una rosa costruita con giocatori di categoria e per la categoria un allenatore già saltato, un altro che comunque ha fatfatto vedere buone cose alla guida del Cerignola lo scorso anno, ma che ancora non ha avuto il tempo di incidere. Dovrà farlo presto, cambiando il modulo dal 4-3-1-2 al 3-5-2 di pazienza, però non sarà immediato. I primi fischi sono arrivati, adesso serviranno i segnali di ripartenza, ma davanti ci sono 2 partite non semplici, Sorrento e Monopoli. Se l'Avellino vorrà esserci, dovrà dimostrarlo subito. Allora, l'analisi di queste 3 squadre, la Turris perché è la sorpresa, l'Avellino è un po', diciamo, il flop di questo avvio di stagione, e poi c'è il Catania che ieri finalmente, insomma, si era dovuto fermare per forza maggiore la settimana scorsa, comunque ha confermato quello che sono le potenzialità. Questo è l'esame, diciamo, di queste prime Sintetico. partite, molto, molto sintetico. Tu che cosa vedi in questo campionato, perché c'è sempre la squadra sorpresa? Può essere veramente la Turris? Sta dimostrando sicuramente di essere una squadra di categoria, questo poco ma sicuro. Ci sono ragazzi che giocano insieme da qualche anno e per questa categoria è qualcosa di importante. La cosa forse che non si spiega è questo Avellino un po' in ombra, ma credo abbia tutte le qualità sia nei singoli che nel collettivo per prendere piede. Posso chiedere a Tommaso se è un campionato senza una lepre, perché per esempio il Catanzaro, no? Parliamo del campionato scorso, ha fatto un campionato impressionante. È una lepre però imprendibile. Quella è stata la lepre. Dico, pensi che questo sia un campionato dove c'è magari un livellamento verso l'alto con le 4, diciamo, candidate indicate un po' da tutti, ma anche con squadre come il Picerno di ieri, che niente di strano starà tutto l'anno nella zona sinistra della classifica, il Potenza, il Cerignola, lo stesso Messina, insomma, che alla fine ha allestito un organico più che discreto. Sì, dai risultati o comunque dalle prestazioni di queste prime giornate credo si vada su questa falsariga qui. Un campionato maggiormente livellato verso l'alto, non vedo sinceramente il Catanzaro di turno che
che può ammazzare appunto il girone, però è un campionato importante che quest'anno. E l'espressione più alta del Catania della Serie C prima del fallimento riteniamo tutti sia stata l'annata con Cristiano Lucarelli, la maledetta traversa di Lodi nella partita contro il Siena. Tu facevi parte di quella... No, io arrivavo tu comunque l'anno dopo. hai visto bene o male il livello, sì, l'ho vissuto. il livello di quella squadra. Questa squadra in cui militi adesso, a tuo avviso, è una squadra di valore assoluto, paragonabile a quello, e addirittura può essere in prospettiva ancora più forte? Ma, credo siano due squadre leggermente diverse, probabilmente anche come idea di gioco quella odierna mi dà di una squadra un po' più pimpante, con un piglio diverso anche sotto il profilo appunto del gioco rispetto a quella magari più importante di Lucarelli come giocatori, perché comunque c'erano 4-5 che avevano fatto tanti anni di Serie A. Però penso che quest'anno ci siano dei valori giusti e delle qualità importanti per fare un campionato importante. Direi di tornare alla partita, Sì, se certo. d'accordo. Posso Abbiamo fare una domanda? Sì. Ma che Nel frattempo prepariamo la moviola, Esatto, così sì. cominciamo a Mi esaminare la arriva partita. facile, proprio perché parlavo di Lucarelli. Gli Tabiani, l'identikit, noi lo avevamo già nel mese di marzo dell'anno scorso, perché al momento in cui il Catania, comunque la matematica certezza della promozione, già l'identikit di un allenatore giovane, molto motivato, attento al campo, un allenatore che avesse Calcio offensivo. Esatto, fame di vittorie, che lavorasse sul campo durante tutta quanta la settimana, calcio offensivo e un calcio anche più spettacolare rispetto a quello che aveva caratterizzato il Catania dell'anno in corso. Lo so che non ti chiedo un giudizio su Tabiani, perché ancora lo conosci tra l'altro neanche poco, però la tua sensazione, tu sei un giocatore d'esperienza, sai dosare il linguaggio, stai attento alle parole, ma l'impatto con Tabiani, noi giornalisticamente è un allenatore sul pezzo, presente, molto attento nei dettagli, nelle espressioni, anche nel modo di gestire il post partita. Lo abbiamo visto nel post partita, il post sconfitta, lo abbiamo visto ieri, grande equilibrio e comunque grande lucidità in ogni momento. Tu invece come l'hai visto? Dal campo e sul campo? Devo dire che è stata sicuramente una piacevole sorpresa, perché non avevo mai giocato contro il mister, perché comunque affrontavamo gironi diversi. E categorie diverse l'ultimo anno, però sono d'accordo con quanto hai detto sinora. Io vedo un allenatore molto preparato, che cura quasi in maniera maniacale i dettagli, che poi sono quelli che per una grande squadra fanno la differenza a lungo termine, e un allenatore lucido nell'esaminare le varie situazioni della partita sia dentro che fuori dal campo. Uno che parte dalla fase difensiva o è un allenatore che lavora di più, per esempio sugli schemi, sui calci piazzati o altro? No, lui lavora molto sulla fase di possesso. Sappiamo che quando noi abbiamo il possesso dobbiamo essere posizionati bene, perché possiamo creare qualcosa di importante in ogni istante, e ovviamente quando non ce l'abbiamo dobbiamo cercare di conquistare il pallone nel minor tempo possibile, anche per alleggerire la pressione appunto sulla difesa. Questo credo sia un modo di vedere il calcio innovativo e importante. Non prender gol significa mettersi sui binari del rendimento assicurato. In una squadra è un paradosso, in una squadra con questa alta qualità tecnica, con questa vocazione offensiva, ritengo che comunque il non prender gol diventi il primo mattone. Sì, è qualcosa secondo me di fondamentale. Io sono qualche anno che gioco a calcio e posso tranquillamente dirvi che ho avuto la fortuna di vincere 3 campionati e 2 dei quali non direi, però ci ha messo tanto un insieme del di cose, dai, e ci ha messo tanto 2 del volte tuo. 2 su 3 abbiamo avuto la miglior difesa, quindi non penso sia un caso che i pochi gol subiti comunque portino a risultati importanti. Ne parlavo oggi con i ragazzi,
Noi difensori quasi da reparto dobbiamo giocare una partita nella partita, perché permettere alla squadra, ai nostri compagni di non subire gol vuol dire che qualcosina davanti, visto comunque le qualità e la vocazione offensiva che abbiamo, Poi succede. può succedere da un momento all'altro, quindi dobbiamo essere bravi e secondo me rispecchia il fatto di dare continuità. Se noi non prendiamo gol diamo continuità dei risultati, diamo fiducia alla squadra, all'ambiente, e questo è fondamentale per noi. Dobbiamo fermarci Sì. e poi torniamo ai messaggi. Moviola, e poi Pagelle, Pagelle. e poi Monopoli. Abbiamo tanto di cui parlare ancora, mezz'ora di trasmissione forse è poca. Ci fermiamo, a dopo. Di nuovo insieme con Corner. Alessandro, Sì. abbiamo degli aggiornamenti. Aggiornamenti, siamo quasi alla fine del primo tempo, delle 3 partite che si stanno disputando in posticipo. Audace Cerignola avanti 2-1 sul Brindisi, vittoria del Latina sul campo del Monterosi per 1-0, e sarebbe anche questa la terza vittoria consecutiva, se ricordo bene, del Latina, e 0-0 tra Giuliano e Juve Stabia. Benissimo, allora torniamo alla partita di ieri, così Direi. possiamo vedere qualche episodio. Non c'è stato tanto, voglio dire, non ci sono state grandi contestazioni. No, però no, proprio da un punto di vista di Moviola, intesa come rigore, no. abbiamo preso degli nessuno. episodi, abbiamo acceso i riflettori Esatto. su questi episodi. Partiamo dal primo gol, cioè quello Sì. di Di Carmine, perché abbiamo voluto evidenziare proprio la grande abilità di Di Carmine. Qui si Oggi in vede- anteprima ho così accostato questo modo di stare in aria e di calciare a rete a un Maxi Lopez o uno Spinesi. Non so se C'è un messaggio del nostro telespettatore condividete che questo poi magari tipo di arriverà con, di paragone. con Naume, perché Cioè, per la capacità proprio di prepotenza e di tempismo Più con Spinesi cui che Maxi Lopez al momento. Mi auguro che poi ci arrivi al livello di Maxi Lopez, Sì. perché ha la fisicità, anche la capacità, però la grande abilità, permettimi Angelo, in area di rigore. Ci sono anche 2 gol difficili, perché sia No, il peccato primo- che non si vede come parte No, l'azione, non si vede perché perché lui è così. viene a ridosso della linea metà campo, fa il lavoro perimetrale, vede Chirico e poi segue lo sviluppo dell'azione, lo aspetta, tra il ecco primo e il qua. secondo gol sono 2 gol difficili. Il primo, bravissimo Chirico, aspettare il tempo per il passaggio all'interno dell'area di rigore. 2 finte di Chirico, poi aspetta un attimo. Adesso ci arriviamo. Adesso. Aspetta, guarda, lo guarda in alto per un attimo. Ha guardato, no, ha visto proprio. E poi vedete il pallone dove passa tra le gambe del difensore e va lì- proprio lì dove il portiere non può con reattività andarlo a prendere, perché lo prende controtempo, no Tommaso? Esattamente. E poi anche il secondo, un bel gol. No, non l'abbiamo montato, un attimo, rimane. ci Anche arriviamo. lì sviluppo di un'azione Noi bellissima. La partita Poi la commentiamo. la certo. leggiamo praticamente in base al minutaggio, quindi Vabbè, non saltiamo. vabbè. Andiamo sul secondo. No, adesso andiamo a vedere quella che è stata No, una parata secondo episodio, esatto, secondo una parata episodio. importante Di Livieri. Esattamente, perché non era facile. 50esimo, guardate, questa è una parata difficile, perché è un rigore in movimento. Sì, ci mette E lo fa in modo istintivo ma molto efficace. Sembra la parata di un portiere di hockey, se mi passate il paragone. il movimento è quello. Serve questa parata importante, i Rivieri. Sì, proprio perché anche per lui, proprio a livello di reputo autostima. che, ne esca fuori bene dalla partita di ieri in virtù di E questa. Murano non è l'ultimo arrivato, no Tommaso? Esattamente, Il tuo compagno no. di squadra a Trapani. A Trapani, sì, no, ha fatto una parata, ci ha tenuto a galla, perché comunque eravamo E lì 1-0 È un gol, ancora. vale un gol. Esatto, quello vale un gol. Quindi- Ieri Bravo parlavamo di questo, il portiere deve portare comunque Punti. 7-8 punti alla fine del campionato. Probabilmente il Catania avrebbe comunque vinto la partita di ieri, ma la partita di ieri ci fa Ma piacere in quel anche, momento in quel soprattutto momento, la bravo partita. Anni. ci fa Sì. piacere nella proiezione anche del fatto che questo ragazzo, prima partita di campionato, ha avuto un approccio importante col Massimino, no? 20.000, ragazzo che si trova di fronte a una platea, qualche pizzico di emozione gli è venuta fuori durante la prima partita, e poi ieri in una gara che valeva 3 Così punti, tirata, mi pare che questo intervento valga per lui
una riserva importante di autostima. Che Anche perché alle spalle c'ha un Peters che l'anno scorso ci ha fatto vedere cose Delle cose importantissime, quindi avere comunque alle spalle in senso positivo C'è una un altro competizione, portiere no? forte indubbiamente tiene alta la soglia di attenzione per È tutti. chiaro, Alessandro, che la differenza di categoria si vede. L'anno scorso Castellini ha giocato un campionato in quel ruolo. Giocava a sinistra più che altro, o comunque, difensore centrale, a destra però non Non ha l'abbiamo quasi visto mai quasi giocato, mai. se sì. non era- però veramente. è sempre stato un giocatore sempre Dominante, esatto, sì. 7,5 e 8. Normale che il salto di categoria fa una certa impressione Ma per tutti. a starci in campo. Ma per tutti. Però Poi- io devo dire che Castellini ha la qualità per poter No, ma fare bene anche assolutamente in questo sì. campionato. Probabilmente paga lo scotto di avere fatto l'esordio magari in una partita E l'ammonizione presa sì. Quindi- molto ma presto che lo ha non era per condizionato. Castellini, perché ho grande fiducia in questo ragazzo, l'ho visto tutta la stagione l'anno scorso, reputo che lui sulla versante di sinistra possa essere un giocatore comunque che può fare Secondo me è un difensore centrale, però nasce difensore centrale e poi si adatta a fare sinistra- anche secondo me è al passo del difensore centrale. Non so se Alessandro, Tommaso condivide se abbiamo questo Silvestre e giudizio. Curado No, in mezzo, al no, di io là di diamogli un Silvestre atto, Curado no? e di Lorenzini, esatto, diamogli ma diamogli. e Io di sto Quain. cominciando a conoscere da poco Certo. tutti i ragazzi, non ho avuto la fortuna di giocare con Caste l'anno scorso, però ha sicuramente delle doti importanti per la squadra. Poi il futuro dalla sua parte credo possa Esatto. già da quest'anno dare un contributo molto importante. Diamogli il al tempo di Catania. crescere, Certo, perché potrebbe essere davvero Allora, l'unico giocatore prossimo episodio, di così proiezione. andiamo avanti, vediamo adesso la traversa Sì. del Il terzo del Catania. pallone giocato da Di Carmine. Un peccato Il questo, secondo, perché poi il terzo sarà il Arriverà gol. dopo. E vedete, insomma, lui lì sta come il Cobra, aspetta. Guarda. Quarto legno che prendiamo nell'arco di 180 minuti, quasi da record. Alessandro ha tante statistiche nei suoi quadernoni. Penso che Ah, due partite vado ad due approfondire, partite sì, consecutive, credo che sia un record. Ne Sì. hai preso 4 volte il legno, mi pare che sia uno. Se non è un record, poco ci manca. Sì. Fra Possiamo poco dire torniamo- fra anche poco una torniamo cosa, da però. Naomi. Il fatto che ci sia poca Moiola. Sì. Ogni qualche altro episodio ce l'abbiamo. ogni tanto dico, sottolineiamo che per me la direzione Del Rio Buona. di Reggio Emilia è stata buona, è stato un buon arbitro, Coerente, più Sì. che altro coerente. No, Ma io non credo che gli episodi Ci ha giudicato sempre allo stesso modo alle stesse situazioni. mi è parso però un arbitro in grado di poter gestire una partita che non è stata cattiva, non è stata spigolosa, però ti può anche sfuggire la mano. No, puoi fare, No, quante è volte stato abbiamo visto equilibrato, equilibrato esatto, sicuramente. arbitri fare protagonisti davanti a uno stadio da 20.000, era la prima volta che dirigeva col Catania e mi è parso un Sì. arbitro equilibrato, uno che ha dialogato con i giocatori, uno che ha spiegato le ragioni Tommaso Annuisce. esatto, delle Assolutamente sì. ammonizioni, e quasi tutto è stato giusto, anche quella contropiede che a noi era parsa in fuorigioco del Picerno, No, era buona. invece Era buona. lì Poi la vediamo tra poco. Questa Esatto. è l'azione Questa invece vediamo del il gol. secondo gol. Sì. Peccato che parta da qui perché nasce da un recupero di Zammarini che con un passaggio ne taglia fuori due del Picerno, parte Marsura, Chiricò arriva a destra e Di Carmine va a chiudere a centro area. Devo dire che anche questa è un'azione che dimostra come Di Carmine sia stato bravo, no? A non Perché finire in fuorigioco. e soprattutto ad aspettare il aspettare. pallone, perché era un po' fuori tempo, no? Esatto, Era esatto. un po' più avanti. In estirata. Esattamente. Però, gliela chiama Chiricò, i due sono veramente 2 assist, 2 gol. Era difficile scegliere il migliore in campo. Posso dirti, Alessandro, che indipendentemente dalle 2 pagelle che condivido, Che ancora non hai visto, no, ma che comunque. condivido sul migliore in Ok. campo. E poi discuteremo, no, sulle Ieri pagelle. eravamo tutti allo stadio e l'uscita di Carmine ovviamente è stata ricca di applausi, qualche stendito piace, ma quando è uscito Chiricò Sì. sono stati i cori, Si sono spellati le si mani. sono spellati le mani, perché ovviamente È un giocatore- è un giocatore che può fare la differenza su quella fascia. vediamo l'ultimo episodio, Sì. che è un episodio... Sant'Arcangelo che poi scarterà Livieri e concluderà sull'esterno della rete, da valutare la posizione. Adesso lo vediamo, guarda, vediamo il Alessandro abbiamo frame, bloccato proprio- sembra che sia tenuto in gioco da Mazzotta. È quasi.
sembra in gioco, sembra in posizione regolare. Cosa non funziona in questi casi, Tommaso? Non è Mazzotta l'autore dell'errore, ma è un movimento di reparto, no? No, è un movimento di reparto abbinato al minuto stanchezza. ormai della Certo. partita in controllo, e un po' di stanchezza, non si è più lucidi e non si ragiona più da reparto, ma più individualmente. Sono errori che dobbiamo cercare di togliere o comunque di ridurre al minimo, perché ci permettono di mantenere la porta inviolata. È quello che dicevo prima, se noi pensiamo a non subire gol, sicuramente qualcosina davanti la creiamo, e qua siamo stati fortunati perché comunque non ha inquadrato lo specchio, però dobbiamo sicuramente lavorare meglio di reparto. È corretto dire, scusami Angelo, che nonostante questa vocazione offensiva, il DNA che cerca appunto di portare avanti il vostro allenatore, in alcune fasi della partita magari riuscire a palleggiare di più, a fare girare il pallone, a fare stancare l'avversario anziché cercare subito la verticalizzazione, può essere un buon compromesso senza lasciar perdere lo spettacolo, la bellezza del calcio. No, assolutamente, è un fattore molto importante, dove magari noi con un po' più di esperienza alle spalle dobbiamo cercare di sottolineare in maniera più marcata, anche direttamente dal campo. Anche ieri ci sono state delle situazioni in cui si poteva e si doveva gestire meglio il pallone, con più calma, con meno frenesia, anche per far rifiatare giocatori che hanno speso tanto sia in mezzo al campo che davanti. La frenesia, scusa Angelo, poteva anche derivare dall'aver avuto addosso per 16 giorni il peso di una sconfitta, cioè dal Crotone al Picerno, non avendo giocato contro il Brindisi, siete stati con questo peso addosso. Era un fattore che poteva condizionare emotivamente? Assolutamente sì, perché lo dicevamo prima, volevamo ripartire col piede giusto, e credo un po' per tutti il primo gol di Samu è stato un peso, dai, ci siamo tolti un peso, l'abbiamo sbloccata, però poi dobbiamo essere bravi noi, come dicevo prima, a valutare bene le situazioni, i momenti della partita. Molte volte si dice ci sono più partite all'interno della partita, e proprio lì dobbiamo cercare di migliorare. Allora, Grazie. le pagelle fra non molto, prima tornerei Naomi. da Naomi, perché ci sono tanti messaggi. Ci sono tanti messaggi, anche perché la redazione mi ha eletto voce del popolo, quindi io devo dare spazio anche alle lamentele che giungono dal pubblico. Devi sapere, Angelo, tu non c'eri, ma ci hai seguito sicuramente, che ieri arrivavano messaggi anche in merito ai tornelli, come se noi potessimo fare qualcosa per aprire i tornelli, però l'abbiamo fatto sapere. A tal proposito arrivano anche altri messaggi. Dalla curva sud si vede poco causa vetrata che ci separa dalla tribuna B. Gaetano, a nome di tutti gli abbonati. E poi altro problema è quello del maxi schermo, perché scrivono: buonasera a tutto lo studio, quando sarà montato il nuovo maxi schermo? Allora, avete risposte a queste domande? Abbiamo una risposta sul maxi schermo. Allora, sulla vetrata assolutamente legittima la protesta, evidentemente nell'esecuzione dei lavori di riammodernamento del Massimino non si è tenuto conto di questo problema, a cui bisognerà ovviare, perché è chiaro che sono penalizzati gli abbonati e ovviamente non esiste questo discorso. Tabellone luminoso è già al Massimino, per la posa vera e propria, la sostituzione di quello precedente. Ritengo che potrebbe essere pronto tutto per la partita dell'8 ottobre contro il Latina. Allora, Catania Latina. questa è la notizia, abbiamo un paio di messaggi ancora. Sì, c'è qualche messaggio anche. Difficile. Posticipo Difficile. Da quello che mi risulta è difficile. Sentiamo cosa dice no. C'è qualche messaggio per Tommaso, quindi ne approfitto, anche perché, come sai, sono molto drammatici i nostri amici a casa. Purtroppo non possiamo far leggere i messaggi in grafica, ma scrivono: Tommaso, poi a capo, un'altra testata a Monopoli come arrende qualche anno fa, provaci. Quindi questo è quello che ti chiedono i tifosi. È un messaggio chiaro, no? È un messaggio chiaro, vogliono le testate come quella a rende. Poi ancora, quest'anno non ce n'è per nessuno, grande squadra, non ci si divertiva così da tanto tempo. Il tridente brilla per idee, tecnica, visione di gioco. Chiricò lo si vede fare persino l'incontrista. Difensori centrali, Silvestri e Curado, un lusso per la categoria. Rocca, un mostro. Continuiamo
Continuiamo così, Renato. Bene, ci fermiamo, abbiamo poi meno di un quarto d'ora di trasmissione per vedere le pagelle che sono poi, e parlare della trasferta. E informazioni per la trasferta di Monopoli. di Monopoli e la situazione della possibile trasferta per i tifosi del Catania. Ne parleremo. Allora, stasera l'abbiamo tirata lunga, ma siamo alle pagelle. E allora possiamo andare a vedere con la grafica e anche con il supporto di Naomi quelli che sono stati i voti della partita di ieri. Iniziamo con Livieri, in questo modulo 4-3-3 scelto da Tabbiani, voto 6,5. Continuando con la difesa, Castellini, voto 6, mentre per Buà, che entra al posto di Castellini, voto 6,5. Silvestri, voto 6,5. Curado, stesso voto, 6,5. Mazzotta, voto 6. Spostandoci a centrocampo, Zammarini, voto 7. 6, quindi sufficienza per Rizzo, 6,5 per Ladinetti che entra al posto di Rizzo in seguito alla sostituzione. Per Rocca, voto 6,5. Andando in attacco, Chiricò 7,5. Di Carmine, voto 8, il migliore della giornata, appunto, abbiamo già parlato prima. Marsura, voto 6. Allenatore Tabbiani, voto 6,5. Quindi questo è il giudizio complessivo, una bella pagella, devo dire, complessivamente per il Catania ieri, una bella media. Non puoi, dopo la partita di ieri non puoi dare voti più bassi rispetto a quelli che ha dato Alessandro, se poi dobbiamo essere chiari. Poi Alessandro è stato magnanimo in alcuni aspetti, molte volte qualcuno da casa o qualche tuo collega giocatore, Tommaso, ritiene che Alessandro sia piuttosto pignolo e puntuale, e oggi con qualche insomma S.V ha salvato qualche giocatore da qualche parere. Considero sempre quanti minuti quanto tempo si sta in campo. Però io voglio dirvi, mezzo voto in più al portiere ieri l'avrei dato. Mezzo voto ci sta. Il mezzo voto in più al portiere ci sta, perché ha salvato diciamo il risultato del vantaggio allora, del Catania. Là ci stava il mezzo voto. Non diciamo l'incoraggiamento, no, ma è concettuale il mezzo voto in più. Diciamo che ha fatto qualche uscita che ci ha creato ma qualche... quello che conta poi è il risultato. Alla fine è il risultato. E allora ieri... Secondo me Zammarini ha fatto una partita sontuosa, cioè veramente un giocatore che ha dato l'equilibrio tra le due fasi. Sì, instancabile, ha corso per 3, come più o meno tutti i centrocampisti. Ieri è stata, come ho detto prima, una prova molto dispendiosa e si è corso molto e anche in maniera intelligente, secondo me. Un 6, non entriamo nel merito insieme a te del voto, ma un 6 a Marsura è un 6 di stima che ho nei confronti di questo giocatore, nel senso che lo ritengo molto più capace di quello che è riuscito a fare ieri. Tu l'hai avuto a Modena, compagno di squadra, l'unico giocatore che ha giocato già con te nella rosa di questo Catania. Cosa ci dici di Marsura? È un giocatore, penso stiate incominciando a conoscerlo, ha delle progressioni molto importanti, perché per la categoria è un passo molto importante, è una qualità tecnica che sicuramente negli ultimi 20-30 metri può farci fare la differenza, il salto di qualità. Credo che tutti si aspettino sempre ogni domenica da quei 3 davanti e da quegli altri 3 che subentrano comunque grandi cose, o che comunque provino a determinare il risultato. E secondo me hanno tutti quanti le caratteristiche per farlo. È entrato bene Buà, che era arrivato proprio da pochissimi giorni. Via, subito, bravo. È sembrato un giocatore, insomma, importante. Sì, anche lui viene da una non preparazione, perché si era fermato con la Regina per le varie vicissitudini societarie, però è comunque un giocatore che fa della forza e della fisicità della corsa una delle sue più importanti caratteristiche, perciò credo sia importante averlo al 100% come tutti. Dai. Diciamo pure che è entrato in un momento in cui ormai Graziani aveva mollato le reti. Però il passo lo riconosci subito. Sì. Dobbiamo correre, ragazzi, adesso ci concentriamo su Monopoli o prima vediamo il calendario completo. Vediamo il calendario delle prossime partite del Catania, dai.
I prossimi incontri, intanto questo giovedì 21 settembre ore 20:45 si disputerà Monopoli-Catania, mentre lunedì 25 settembre alle ore 20:45 ci attende Catania-Foggia, quindi si ritorna all'interno delle mura amiche. Domenica 1 ottobre ore 14, quindi in pomeridiana, Casertana contro Catania, mentre il Catania incontra il Latina alle ore 16:15, domenica 8 ottobre. Sabato 14 ottobre ore 14, Juve Stabia Catania, mentre mercoledì 18 ottobre ancora da ufficializzare ci sarebbe Brindisi Catania. Allora, adesso andiamo a vedere. Bel pacchetto di partite. La gente gli sta facendo male la testa. In questo significa avere una partita mediamente ogni 4 giorni, ogni 3 giorni e mezzo, a volte 5, con pochissimi intervalli, perché si va a recuperare il 18 e a quel punto sarà davvero 2 settimane dove non avrete un attimo di tregua, un attimo di respiro. Tant'è vero che da Monopoli mi dicevi, finita la partita restate a Bari, poi il programma cosa prevede? Ci alleniamo il giorno dopo a Bari e torniamo nella serata di venerdì. Diventa fondamentale in questo periodo recuperare le energie, allenarsi bene e soprattutto, io credo, pensare partita dopo in partita, quindi non fare calcoli, non fare voli pindarici, pensare a giovedì, c'è il Monopoli, partita importante per noi e cercare di portare E poi più il lunedì punti c'è una partita possibili. di cartello, no? Questo posticipo. Catania-Foggia. Quella diventa Che probabilmente... sarà vietata ai tifosi del Foggia, questo lo possiamo dire già da subito. Il che significa che il giorno di ritorno non ci saranno i tifosi del Catania. Questo con probabilità che non lo so, perché il Foggia, i tifosi del Foggia ovviamente sono reduci dalla bravata allo stadio Esatto. Jacopone di Taranto, quindi è normale che in questo momento si vedano le partite da casa. Allora, io vorrei vedere adesso parlare della trasferta di Possono Monopoli. andare i tifosi del Catania a Monopoli? Andrea? Allora, perché oggi i colleghi esatto. di calciocatania.com hanno lanciato appunto la situazione il è tema dell'inagibilità del settore ospite dello stadio settore veneziani ospite di Monopoli. è inagibile, però la Lega di Serie C, cioè la Lega Pro, sta facendo pressione e comunque sta cercando di avere un provvedimento per cui un settore dello stadio di Monopoli possa essere messo a disposizione della tifoseria del mi sembra Catania. giusto, mi sembra il minimo che si possa fare. No? Attenzione però che la decisione finale poi L'osservatorio. spetta al prefetto prefetto della di città, Bari, è che è normale. diciamo la città metropolitana cui fa capo Monopoli. Quindi al E momento all'osservatorio Monte, chiaramente. l'osservatorio certamente dà delle Sono indicazioni. questioni di ordine pubblico, E poi- ma poi sull'agibilità degli stadi. No, l'agibilità è una questione sulle- prefettizia. Quindi sulle bisogna prefettizie. assolutamente che nella giornata di domani si saprà già certamente siamo- qualcosa in più. Siamo C'è- lunghi da questo punto di vista. c'è questa speranza, insomma, che in qualche modo Ma me lo grazie- auguro, perché io reputo che il Catania avrà al seguito, se già l'anno scorso giravamo in campi da dilettanti, ha avuto sempre a seguito 200, 300, 500, 700 persone, significa in questo campionato iniziare a non fare partire, vuoi perché gli stadi non sono agibili, poi arriveranno invece problemi dell'osservatorio di cui parlava Alessandro. Ci sono partite come quella di giovedì che diventano importantissime per il Catania e io reputo che sia altrettanto importante fare in modo che i tifosi possano andare a seguire la squadra in trasferta. Vabbè, c'è questa possibilità, Ma- vedremo nella giornata di domani se si svilupperà e se il prefetto poi di Bari darà il via È libera normale che il perché prefetto di Bari è normale che la squadra di casa preferisca sempre che prendere la palla al balzo ed evitare che arrivino i tifosi del Catania. Qui dobbiamo farci sentire, reputo anche noi, a livello istituzionale. Vabbè, però se già la Lega ha dato queste indicazioni, insomma, ne devono tener conto tutti, perché Però- è una voce istituzionale quella della chiaramente Lega. poi sarà il prefetto a prendere appunto. la decisione finale. Alessandro, su questa partita ci sono delle possibilità, qualche variazione sul tema della formazione? Beh, sì. Noi possiamo vedere intanto la formazione base con le pagelle Sì, di per ieri. capire che Come eventualmente potrebbe? cosa può cambiare da qui, cioè da ieri a giovedì, quando il Catania
tornerà in campo alle 20:45 allo stadio di Monopoli. Se riusciamo a vedere la grafica delle pagelle, così magari mettiamo in campo la squadra, razionalizziamo meglio il ragionamento. Di Vieri rimane Beh sì, Di Vieri rimane, chiaramente il modulo non cambia. Esatto. Ecco, allora queste sono le pagelle della partita col Picerno. Possiamo vedere a mio avviso quali possono essere i cambiamenti, se restiamo un attimo con la schermata. No, con la schermata delle pagelle, così ragioniamo su quella. Quindi la difesa potrebbe cambiare con l'inserimento di Higuaín al posto di Curado, Castellini e Mazzotta confermati terzini. A centrocampo potrebbe cambiare con Ladinetti al posto di Rizzo e Condeli al posto di Rocca. In avanti potrebbe esserci una variazione con Bocic dal primo minuto al posto di Marsura. Questo sempre nell'ottica del ciclo di partite ravvicinato, 3 gare in pochissimi giorni, quindi le rotazioni sono assolutamente normali e fisiologiche per garantire uno standard di rendimento costante e adeguato nell'arco di queste 3 partite. Tu non hai sentore ancora di questa novità, chiaramente il tecnico vi dirà solo nell'immediato. Fortunatamente è sempre, Esatto. è sempre il suo lavoro. Quando ve la dà la formazione? No, il giorno della partita, quando ci ritroviamo negli spogliatoi. E non avete percezione di quelle che possono essere No, scelte anche definitive? perché comunque cambia di continuo, fa ruotare tutti quanti anche durante gli allenamenti, perciò non c'è una formazione base sicuramente. Allora, siamo arrivati alla fine. Sì. Finisce qui Corner di oggi. Naomi, qualche altro messaggio prima di salutarci? Vado al volo, ho rivisto una squadra viva e pimpante al primo tempo e fiacca al secondo. È questione di preparazione? Forza ragazzi, infiammato 46. Poi ancora è presto, troppo ancora è presto, presto. è chiaro. Dagli tempo, diamogli un mese, dopo ne parliamo. A proposito di Buà, scrivono Buà, u colpaccio pa Serie A, fa pure rima. Ancora, calcio champagne e ancora devono ingranare, non oso immaginare cosa ci aspetta. Hashtag andiamo in B by Zumelo. E ancora, quando sarà pronto Chiarella per scendere in campo? Poi scrivono Catania, caratteri cubitali, puntini, 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 incredibile. E io chiuderei qui per quest'oggi. Ci fermiamo Su qui. Chiarella potrebbe tornare a disposizione per la partita con Latina dell'8 ottobre, Quindi, Catania insomma, Latina. Aspettiamo la buona notizia dall'infermeria. Io devo ringraziare Tommaso Silvestri che è stato con noi stasera a Corner, grazie. Grazie a voi come sempre. E allora, grazie ad Angelo Patanè. Noi ci rivediamo giovedì, quasi sicuramente. Ci vediamo giovedì. Giovedì. Poi ci rivediamo anche venerdì. Poi ci vediamo venerdì, poi ci ritroviamo vediamo lunedì e ci poi ci vediamo vediamo martedì. Così ci facciamo questa bella 4 giorni insieme. Restiamo qui allora, è inutile andare a casa. Siamo qui. Mettiamo le Vabbè. tende. Grazie anche a Alessandro A voi, Vogliasini. buona serata. E allora Tommaso, ci fermiamo. complimenti, auguri, in bocca al lupo e portaci in B. A tutti una buona notte.